Censura e minacce nei confronti dei giornalisti croati. Sempre molto forte la pressione esercitata dal governo di Zagabria sulla categoria, che è scesa in piazza per difendere la libertà di stampa. In Ungheria non si placa la protesta contro la cosiddetta legge schiavitù, che prevede per ogni lavoratore 400 ore di straordinario, varati dal governo anche provvedimenti per la famiglia. Ucraina alle urne a fine mese per le presidenziali. Potrebbero arrivare al ballottaggio l'uscente Poroshenko, Yulia Tymoshenko e la sorpresa Zelensky, un comico televisivo favorito dai sondaggi. Shutka in Macedonia è il più grande comune in Europa a maggioranza rom. Il tasso di scolarizzazione è in aumento, ma per contro gli abitanti vivono in condizioni di estremo degrado. Widad Tamimi a tutto campo, figlia di un profugo palestinese e di una donna di origine ebrea, la scrittrice milanese che vive a Lubiana parla di accoglienza, integrazione e di padre dall'olio. A Zagabria 1 migliaio di giornalisti sono scesi in strada per difendere il diritto di stampa contro la censura dei media e contro le intimidazioni ai redattori. Una professione difficile, quella del giornalista nella vicina Repubblica d'Oltre Adriatico. In un paese di circa 4 milioni di abitanti sono attualmente in corso ben 1163 cause contro giornalisti. A presentare le denunce nei tribunali sono soprattutto i grandi potentati economici e i soggetti politici. A far traboccare il vaso è stata la decisione della direzione della HRT, la TV pubblica, di licenziare Hrvoje Zovko, il presidente della HND, il sindacato dei giornalisti croati, reo di aver denunciato episodi di censura politica all'interno del servizio pubblico. La HRT ha anche intentato contro Zovko una causa per diffamazione chiedendo 70.000 euro di danni. Cause simili sono state intentate dalla HRT anche contro altri 20 giornalisti e giornali, rei di aver criticato i vertici della TV pubblica. Per noi e per la professione giornalistica la situazione è impossibile. C'è un progetto per cancellare il concetto di giornalismo come professione al servizio dei cittadini. Il governo fa finta di ignorare il problema. Questa non è solo una vergogna per la Croazia, ma anche per l'Unione Europea. Non è possibile che in uno Stato dell'Unione Europea ci sia questo tentativo di distruggere il giornalismo, un tentativo che ora ha raggiunto il suo culmine. In Croazia ha fatto scalpore vedere i volti noti della televisione, le grandi firme dei giornali, le voci più conosciute e familiari della radio battere tamburi davanti al Ministero della Cultura, scandire slogan davanti al Palazzo del Governo. Il premier Andrej Plenković non ha voluto ricevere i giornalisti, ha rigettato le accuse, affermando che in Croazia non esiste una censura sulla stampa. Della maggioranza di centrodestra che governa a Zagabria fa parte anche l'onorevole Furio Radin, rappresentante della comunità italiana nel Sabor, il Parlamento croato. Radin è stretto tra la lealtà di coalizione e la necessità comunque di difendere i diritti costituzionali. Non è concepibile che una televisione pubblica per la quale i cittadini di questo paese pagano il canone faccia una campagna di denuncia di questo tipo e dovranno assolutamente fare un passo indietro, e questo è stato anche quanto detto a una delegazione di giornalisti, associazioni di giornalisti che è venuta a trovarmi recentemente in Parlamento. Penso che ci sia un'attenzione nuova da parte della politica riguardo a questa campagna di denunce e insomma dovranno tenerne conto alla fine, perché è anche un indice di debolezza della dirigenza della televisione pubblica. Nel frattempo agenti della polizia croata sono entrati nella redazione del portale indipendente Net HR per chiedere le generalità della giornalista Đurđica Klancir. Gli agenti sono entrati nella redazione su richiesta del legale del governatore della regione di Sisak, Ivo Zinic, della HDZ, il partito del premier Plenković. Il governatore non ha gradito una serie di articoli su casi di corruzione e abuso di potere. È stato un caso che ha scosso il Kosovo, l'arresto di un poliziotto nella cittadina di Drenas in albanese o Glogovac in serbo, accusato di avere violentato una ragazza che si era recata in caserma per denunciare di aver subito a sua volta un'altra violenza sessuale da parte di un suo professore. L'episodio ha provocato una serie di proteste nel paese balcanico. Il presidente Hashim Thaçi ha definito il caso mostruoso e tragico.
La violenza sulle donne è un problema persistente negli stati dell'est e del sud-est europeo, secondo quanto denuncia l'OSCE in un rapporto pubblicato in occasione della Giornata internazionale della donna. Si tratta dei risultati di un'indagine condotta lo scorso anno dall'Organizzazione internazionale per la sicurezza e la cooperazione in Europa, intervistando oltre 15.000 donne di 8 paesi: Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Moldova e Ucraina. Il 70% ha detto di avere subito una qualche forma di violenza di genere almeno una volta nella vita dal compimento dei 15 anni d'età. Il 30% ha detto di averla subita negli ultimi 12 mesi. Le più partecipate manifestazioni degli ultimi anni contro le politiche del governo di Viktor Orban si sono tenute lo scorso dicembre, quando nel Parlamento di Budapest si approvava una norma poi passata alla storia come legge schiavitù. In Ungheria si potrà lavorare fino a 400 ore di straordinario all'anno contro le 250 previste in precedenza. I datori di lavoro avranno diritto di pagarle con 3 anni di ritardo. La proposta di legge ha messo insieme l'opposizione tutta, che negli ultimi tempi ha trovato una sempre maggiore intesa anche tra visioni politiche molto diverse. L'anti-urbanismo ha riunito l'estrema destra di Jobbik e le forze a sinistra di Fidesz, il partito al governo. E se la popolarità dell'esecutivo è stata scalfita dalla legge schiavitù, Orban ha impiegato 1 mese e mezzo per passare al contrattacco e mettere in campo un pacchetto per la famiglia finalizzato a favorire la natalità, incentivi, sussidi ed esenzioni fiscali per i nuclei con 3 o più figli. Una donna con 4 bambini non pagherà la tassa sul reddito per tutta la sua vita. Il piano prevede congedi anche per le nonne e un potenziamento degli asili. Ci sono sempre meno nascite in Europa. Per l'Occidente la risposta è l'immigrazione, ma noi abbiamo bisogno di bambini ungheresi. L'immigrazione è una resa per noi. Per la deputata indipendente Bernadette Sell, tra le animatrici delle manifestazioni antigovernative di questo inverno, il piano è insufficiente. In questo paese è già difficile avere un secondo bambino. Dal mio punto di vista dobbiamo aiutare le famiglie a basso reddito che hanno un solo figlio o nemmeno uno. Vedremo come questo piano funzionerà, ma è una conferma di quanto fatto negli ultimi 4 anni con aiuti alle famiglie ricche e con più figli. C'è un filo comune che tiene insieme la legge schiavitù e il pacchetto per la famiglia: la carenza di forza lavoro in Ungheria dovuta sia a questioni demografiche sia all'emigrazione di chi cerca salari più alti spesso in Europa occidentale. Un ungherese medio guadagna la metà del vicino austriaco pur lavorando di più. Lo sanno bene gli operai dell'Audi della città di Győr, dove si producono migliaia di motori alla settimana. In gennaio hanno messo a dura prova la dirigenza della casa automobilistica tedesca con uno sciopero di diversi giorni senza precedenti. L'obiettivo: un aumento salariale e un avvicinamento alle paghe della Slovacchia. Coloro che promettono ancora battaglia sono i rappresentanti dei lavoratori pubblici, migliaia di posti liberi nell'amministrazione pubblica ungherese, denuncia la sindacalista Boros Peterne. A causa dei salari così bassi non abbiamo abbastanza lavoratori in questo settore, quelli che vi lavorano sono stanchi. È per questo che abbiamo aperto tante posizioni negli ultimi 3-4 anni, parliamo di circa 100.000 lavoratori che non si trovano, circa il 20-30% della forza lavoro del settore pubblico. La difficoltà nel reperire il personale è dovuta anche alla stagnazione dei salari, che invece sono saliti nel privato, spinti da una buona crescita economica. I dipendenti pubblici hanno annunciato una mobilitazione per il 14 marzo. Con l'82% dei consensi, Aleksandra Dulkiewicz è stata eletta nuovo sindaco di Danzica, dopo l'omicidio avvenuto in gennaio di Pavel Adamovicz, di cui era la vice. Dulkiewicz ha nettamente sconfitto 2 candidati espressi dall'estrema destra. Il PiS, partito ultraconservatore e cattolico che governa la Polonia, travolto dalle accuse di aver creato il clima d'odio in cui è maturato l'accoltellamento di Adamovicz, non ha presentato un suo candidato.
C'è il presidente cioccolatiere e il comico televisivo l'intramontabile Passionaria. La corsa alle presidenziali ucraine si annuncia animata. A dire il vero sono ben di più i candidati che compariranno sulle schede il prossimo 31 marzo al primo turno. La commissione elettorale ne ha registrati 44, un record. Ma secondo i sondaggi sono i primi 3 ad avere qualche reale chance di arrivare al ballottaggio. Proprio quei sondaggi che impietosamente attribuiscono al presidente uscente, Petro Poroshenko, la poco invidiabile prospettiva del 13% dei voti. Poroshenko, che ha preso in mano il paese nel giugno 2014, quando la guerra in Donbass era all'apice e la Russia aveva da poco invaso e annesso la Crimea, paga certamente un prezzo alto in termini di perdita di consenso. L'Ucraina ha fatto passi in avanti da allora, avendo comunque a che fare con una pesante crisi economica e il fianco sempre aperto dalla guerra. Nel frattempo è stato ricostruito quasi da zero un esercito moderno, sono state varate riforme nel campo della giustizia e delle forze di polizia, nella costruzione di un sistema democratico in senso pieno, senza contare il netto avvicinamento all'Europa e alla NATO, scintilla che 5 anni fa infiammò la Maidan. Ma quello che gli ucraini non perdonano all'intera classe politica e quindi anche al presidente uscente è una corruzione ancora dilagante. La tanto attesa riforma, voluta fortemente anche dai partner europei, si è infatti persa nei corridoi dei palazzi del potere di Kiev, e poi lo strapotere degli oligarchi, lo stesso Poroshenko in quanto miliardario ne è espressione, ma soprattutto il non aver migliorato le condizioni di vita della stragrande maggioranza della popolazione. Tutte colpe di cui è scevro quello che finora sembra il candidato favorito, il comico televisivo Volodymyr Zelensky. In testa ai sondaggi con il 17,5% dei voti, Zelensky rappresenta il nuovo, una carriera televisiva di più di 20 anni e nessuna esperienza politica ad alcun livello, se non sul set della fortunata serie Servitore del Popolo, in cui impersona proprio il presidente dell'Ucraina. Prima di tutto la gente si è stancata dei politici al potere da troppo tempo, poi sono una persona aperta, dice, tutti possono vedere la mia vita da prima della candidatura come presidente. Le persone deluse dalla politica vedono una faccia nuova e senza alcun precedente politico, una faccia nuova di zecca. La candidatura di Zelensky ha fatto sollevare più di qualche sopracciglio, soprattutto all'estero, dove la sua verginità politica non è necessariamente interpretata come una qualità, ma per molti ucraini può essere davvero l'uomo del cambiamento. È abbastanza ricco di suo, non ha bisogno di rubare altri soldi alla gente, dice questa ragazza. Non ha mai fatto politica, perciò non ha una cattiva reputazione, dice quest'altro giovane. Non è come quei dinosauri di Poroshenko o Timoshenko che si sono sporcati con la politica. E infatti proprio Yulia Timoshenko, che conosce bene le dinamiche politiche ucraine, terza nei sondaggi con l'11,5%, sa che le conviene attaccare il suo diretto rivale con l'obiettivo di superare almeno il primo turno. Abbiamo visto la dichiarazione dei redditi di Poroshenko, il suo reddito è aumentato di 83 volte nell'ultimo anno, ha detto recentemente. È un esempio del conflitto di interessi e di come le più alte cariche dello Stato pensino a curare i loro affari. Al momento nessuno dei candidati favoriti ha i numeri per essere eletto al primo turno, ma la corsa fino al 31 marzo è ancora lunga e con lo spoglio il 1 aprile in molti già dicono che i risultati delle elezioni potrebbero essere lo scherzo più divertente della carriera di Zelensky. Bambini su una popolazione di 40.000 vanno a scuola, in molti si iscrivono anche alle superiori. Non sarebbero numeri sorprendenti per nessuna città europea, ma lo sono per Shutka, uno dei 2 comuni in tutto il continente europeo a maggioranza rom, un'etnia che in altre regioni registra una scolarizzazione molto bassa. In questo comune a 2 passi da Skopje, ci spiega la vice sindaca Fatima Osmanovska, i rom sono il 70% dei residenti e sono loro ad amministrare il comune, ad aver costruito la locale moschea, anche a mandare in alcuni casi i figli all'università. Questi i dati positivi. Poi c'è la disoccupazione al 60%, famiglie mantenute nella maggior parte dei casi da donne che lavorano come schiave, ampie zone senza apparati fognari. Si gira per le strade e si trovano bambini che rovistano nella spazzatura, case costruite per metà, alcune con arredi dorati, altri senza bagno, in un caos anarchico che ti accoglie solo se sei ben accompagnato. Con noi c'è un dipendente del sindaco, ex cacciatore ad Ancona, che rassicura i passanti sul fatto che non siamo spie della polizia. Il mercato è il regno delle merci taroccate e dei video pirata, così ricco che qui vengono da tutta la Macedonia a fare shopping.
E poi, tra le casette sgarrupate e senza indirizzo, rintracciabili solo chiedendo indicazioni ai locali più disponibili, c'è la casa di Rocky, un idolo per Shutka e per tutta la comunità rom macedone e balcanica. Rocky è un cantante tradizionale, i suoi video su YouTube spopolano e chi si sposa non può avere onore più grande della sua presenza al banchetto. Ho iniziato nel 79 ispirandomi al grande cantante Muhare e canto sia in rom che in serbo. Ho creato un gruppo e iniziato a suonare in ristoranti e matrimoni. Mi ispiravo alle storie dei miei amici, alle loro avventure, ai furti, ai litigi e alle rese dei conti. Il figlio ha raccolto la sua eredità. La moglie e la madre, che lavorano sodo facendo la colf e la cameriera, sono costrette a sopportare due animi artistici che arrivano agli appuntamenti anche con 3 ore di ritardo. Cantiamo canzoni d'amore dedicate alle donne della mia famiglia, molte a mia cognata e anche ai miei nipoti. Per me è un onore suonare insieme a mio padre. Lui è una stella, qui e in tutto il mondo, e io vorrei tanto diventare famoso come lui. La fama è internazionale, ma i soldi sono pochi. Si vive in 2 famiglie in 50 metri quadri e al secondo piano hanno ricavato anche lo studio di registrazione. E le vendite dei CD? Non conviene più registrarli, dice Rocky. C'è sempre qualcuno che vende le copie pirata per strada. Widat Tamimi in Slovenia è un personaggio, una scrittrice che con la sua biografia familiare ha innestato nel corpo culturale sloveno nuove sensibilità. Il pubblico italiano la conosce per 2 romanzi, Il caffè delle donne e Le rose del vento. Milanese, madre di 3 figli, marito sloveno, figlia di un profugo palestinese fuggito dall'occupazione israeliana del 1967 e di una donna di origine ebrea la cui famiglia scappò a New York durante la Seconda Guerra Mondiale. Widat Tamimi è la pronipote di Edoardo Weiss, il medico triestino che introdusse la psicoanalisi in Italia. Ma una milanese cosa trova a Lubiana? Una milanese a Lubiana arriva e si sente di essere arrivata in un villaggio e poi scopre in realtà che Lubiana è una grande città, una grande capitale piena di possibilità culturali, piena di possibilità sociali e soprattutto a dimensione umana e a dimensione di famiglia. Wadid Tamimi, durante la grande migrazione dei profughi iracheni siriani del 2014 e 2015, ha lavorato come volontaria della Croce Rossa, un'esperienza descritta in una serie di racconti pubblicati dal Delo, il principale quotidiano sloveno. La prima reazione fu di panico accentuato dai media purtroppo, e la paura portò a reagire male anche nell'accoglienza nei primi campi profughi. In realtà poi la Slovenia dimostrò, come spesso dimostra, di essere estremamente flessibile e di essere molto volenterosa di dare il meglio di sé. E riuscirono, devo dire, in un'accoglienza esemplare nei mesi successivi. La società slovena riesce a integrare i profughi? I profughi vengono integrati, in particolare credo che sia molto importante il fatto che i bambini entrano immediatamente nelle strutture scolastiche e c'è una grande attenzione nei loro confronti. L'integrazione non è semplice e quindi non posso dire che questo problema qui non ci sia, però purtroppo è determinato da quelle che sono le difficoltà dell'integrazione in sé, quindi linguistiche, lavorative, culturali. Le barriere e le differenze sono molto ampie. Per un adulto entrare in una nuova società non è così facile. Wadid Tamimi ha conosciuto padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita sparito nel vortice della violenza della guerra civile in Siria. A lui ha dedicato un racconto. Non so neanche come formulare i verbi, ecco, vorrei non formularli al passato, spero che lo si trovi, che lo si ritrovi. Lo conobbi in Siria, mia sorella all'epoca viveva a Damasco, andai a visitarla 2 volte e per 2 volte mi recai presso appunto
i luoghi dove lui abitava, e fu lì la prima volta in cui mio marito ed io pensammo di sposarci. Entrambi pensammo che sarebbe stato bello se ci avesse sposato lui, e fu un peccato non dircelo all'epoca. Ho un ricordo stupendo di padre Dall'Oglio, una persona piena di energia, di positività, una persona stupenda.